un regolamento di conti tra bande di scatolettisti albanesi e macedoni, ferito in modo grave ma non in pericolo di vita anche il fratello della vittima. L'ennesimo fatto di sangue e malavita conferma che la situazione è fuori controllo dopo l'omicidio di Marghera, l'accusa di Gianfranco Bettin, persi quasi 10 anni inseguendo un modello di sicurezza che ha fallito. Processo a Filippo Turetta, oggi è stato il giorno della difesa, l'avvocato contesta le aggravanti che comporterebbero l'ergastolo, nega la premeditazione, crudeltà e atti persecutori, chiede le attenuanti generiche. Ci aspettiamo una sentenza giusta, abbiamo massima stima nella Corte, così il legale di Gino Cecchettin, Stefano Tigani al termine dell'arringa della difesa, sentenza del processo Turetta prevista il 3 dicembre. Nel veneziano aumentano le ore di cassa integrazione e le richieste di Naspi e questa finanziaria ci condanna a 7 anni di austerità, venerdì sarà sciopero generale con manifestazione di CGIL e Will a Mestre. Trasformare il Mose anche in un'attrazione turistica, la proposta di Fratelli d'Italia in Regione con l'istituzione di un tavolo tecnico permanente di istituzioni regionali, scolastiche e operatori turistici. Conto alla rovescia per l'apertura del presepio di Sabbia di Jesolo dedicato al tema della pace sulla base dell'enciclica papale Fratelli Tutti, inaugurazione venerdì con il vescovo ausiliare di Gerusalemme. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Andiamo alla cronaca, c'è stato un omicidio nella notte a Marghera, un regolamento di conti tra bande di scatolettisti albanesi da una parte, macedoni dall'altra. Qui in via Rizzardi al civico 52 per terra, dove è avvenuto l'assassinio, ancora visibili le tracce del dramma, la coperta termica usata dai sanitari per cercare di rinvenire la vittima e ancora tantissime le macchie di sangue, quello perso dall'albanese e poi deceduto. Ferito in modo grave, sebbene non in pericolo di vita, anche il fratello del deceduto, poco più giovane e ora ricoverato all'Angelo di Mestre. L'accoltellamento a Marghera dopo le 21:30, come racconta l'alimentarista di nazionalità bengalese, la cui attività era ancora aperta a quell'ora. Militari ha detto via, tutti. Dopo loro hanno detto via, io ho visto più alto. Dopo io andato fuori, ho visto caduto una persona di albanese, non lo so dove sei loro. Dopo io e così l'ho visto. L'aggressione mortale è scaturita dopo una violenta lite per un regolamento di conti tra 8 persone, 4 di nazionalità albanese e altrettante di origine macedone, i cosiddetti scatolettisti, cioè truffatori che di norma agiscono a Venezia raggirando i turisti. Guardate qua, 1, 2, 3, find the ball, 1, 2, 3, Ricca, Lunedì sera, dopo l'omicidio e l'arrivo della polizia, il fuggi generale con l'inseguimento e il fermo dei macedoni, ovvero i responsabili della doppia aggressione di cui quella mortale, ora accusati di omicidio, tentato omicidio e partecipazione alla rissa. Zona difficile questa per via del noto spaccio e degrado e in mano alla criminalità, così residenti e cittadini. Non è la zona più sicura dove uscire con i bambini, insomma. Perché? Perché ci sono, a parte spacciatori, ci sono persone pericolose, cioè, come appunto c'è stato un assassino, ci sono persone che ti possono accoltellare oppure rubare, come a me personalmente che mi è stato rubato il telefono. È veramente diventato molto pericolosa, di quello stavo parlando, che non sappiamo perché, vendita di droga, rapina, tutto quello, e non c'è nessuna sicurezza e la polizia non può fare niente, che è lo peggio di tutto. E sottopasso? Lo faccio poche volte, quello è un po' più pericoloso in effetti, sì, soprattutto a certe ore. L'ennesimo fatto di sangue e malavita, l'ennesima conferma che la situazione in certe zone della città è ormai da anni fuori controllo. Non è che questo l'accoltellamento mortale dell'altra sera a Marghera. Lo ha detto, eccolo qui, Gianfranco Bettin, consigliere comunale Lista Verde Progressista. Per il sociologo la verità è che si sono persi quasi 10 anni inseguendo un modello di sicurezza, così ha detto, che ha fallito. Adesso andiamo al processo a Filippo Turetta. Oggi in aula è stato il giorno della difesa. L'avvocato Caruso ha tentato di smontare l'accusa delle 3 aggravanti: premeditazione, crudeltà e atti persecutori che comporterebbero l'ergastolo. Chieste inoltre le attenuanti generiche. L'ergastolo è ormai da molto tempo ritenuto una pena inumana e degradante.
All'indomani della requisitoria davanti alla Corte d'Assise di Venezia del PM Petroni e delle parti civili è arrivato il momento della difesa. Nella quarta udienza del processo a Filippo Turetta, reo confesso di aver ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Se il PM ha chiesto l'ergastolo per il 22enne di Torreglia, l'avvocato Caruso nel definirlo inumano si è concentrato sulle 3 aggravanti che comportano alla pena richiesta dall'accusa, in primis la premeditazione. Non era un qualcosa a cui pensavo a una data certa, a un momento preciso. Lo avevo pensato per un futuro momento, in cui mi sarei sentito di farlo, in cui avessi ancora mantenuto l'intenzione. In quel momento, nella mia testa, non era qualcosa di definitivo. Questa non è premeditazione. Così come per la difesa non sussiste crudeltà. La crudeltà richiede una integrazione in termini di disvalore soggettivo circa le modalità volte a sfregiare, a incrudelire appositamente, soggettivamente e dolosamente sulla vittima, che a nostro modo di vedere, pur sempre opinabile, non sussistono. Né gli atti persecutori, evidenzia ancora Caruso, perché se Giulia dice avesse avuto paura non gli avrebbe mai chiesto di accompagnarla alla nave De Vero quella sera, riportando anche le testimonianze di alcuni amici secondo i quali lei non stava male con lui. La difesa si è poi rivolta ai giudici appellandosi al principio di legalità. Il principio di legalità, perché voi, vedete, non dovrete emettere una sentenza giusta. Voi dovrete pronunciare una sentenza secondo legalità. La civiltà del diritto vi impone di giudicare Filippo Turetta con una mano legata dietro la schiena. La mano legata dietro la schiena che non corrisponde ovviamente alla legge del taglione. Al secondo legale l'avvocato Cornaviera ha il compito di richiedere le attenuanti generiche. Alcune considerazioni sono state fatte per quanto attiene la situazione di tempesta emotiva in cui abbiamo motivo si fosse trovato Filippo Turetta nel momento in cui ha tenuto quella scellerata condotta omicidiaria. Non abbiamo mai ritenuto che Filippo Turetta abbia mentito, perché questo lo posso dire con la serenità di chi ha svolto il suo compito, ha portato la sua goccia d'acqua per sopire l'incendio. A Filippo Turetta interessa ed è interessato avere un comportamento processuale corretto e accetterà e non interessa se avrà l'ergastolo oppure 30 anni. Presente in aula l'imputato con la felpa bordeaux, il capo sempre chino, lo sguardo perso nel vuoto. Assenti invece Gino Cecchettin, la nonna, gli zii, che saranno presenti il 3 dicembre quando la Corte emetterà il suo verdetto. Ci aspettiamo una sentenza giusta, abbiamo massima stima nella Corte, così ha commentato il legale di Gino Cecchettin, Stefano Tigani, al termine dell'udienza odierna. Io non credo che sia corretto da parte mia commentare la ringa difensiva dei colleghi che comunque con cui c'è stima reciproca. Loro hanno fatto giustamente il loro lavoro, non hanno commentato il nostro di lavoro e credo che sia corretto fare altrettanto, quindi non entro in quello che loro hanno richiesto. Attendiamo la decisione della Corte, a tutti gli strumenti per capire quale sarà la pena giusta da applicare, che secondo il pubblico ministero ha già espresso e che noi condividiamo. Ci aspettiamo quello che abbiamo sempre detto, una sentenza giusta che tenga in considerazione tutto quello che è emerso nel corso del processo, che evidentemente da una parte è vista in un modo, dall'altra parte è vista in un altro, ma c'è una Corte che decide e alla quale noi ci affidiamo con la massima stima di sempre. Cambiamo pagina adesso, andiamo alla sindacale perché venerdì sarà sciopero generale con la manifestazione di CGIL e UIL per le vie di Mestre contro una manovra che presenterebbe molti lati contraddittori. Il 29 novembre CGIL e UIL di Venezia saranno in piazza per lo sciopero generale. Ci troveremo al piazzale della stazione alle 9, ci sarà un lungo corteo con tutti i lavoratori. Accanto ad uno sciopero generale che si protrarrà lungo l'intera giornata di venerdì contro la manovra del governo Meloni che secondo CGIL e UIL condanna lavoratori e pensionati a 7 anni di austerità, la mattina Mestre ospiterà una manifestazione che si concluderà con interventi di lavoratori e lavoratrici del territorio sul palco di piazzale Donatori di Sangue.
Questa mobilitazione è anche contro la violenza sulle donne, è una mobilitazione che mette al centro il lavoro, i salari, il fisco e lo mette anche in una chiave di genere. Per illustrare i motivi della mobilitazione, CGIL e UIL hanno organizzato oltre 400 assemblee. Lo sciopero è nazionale ma con implicazioni locali. Nella finanziaria non c'è traccia di fondi per la legge speciale, per la proroga della ZLS o per il rilancio di Porto Marghera. E nel veneziano, dal 2021 al 2023, le domande di NASPI, l'indennità mensile di disoccupazione, sono passate da 34 a 43.000. Tra il primo semestre 2023 e il primo semestre 2024, le ore di cassa integrazione sono cresciute del 123%. Saremo tutti assieme per protestare contro i contenuti di questa legge finanziaria che non dà risposte, che non dà prospettive per il futuro. Bisogna lavorare sul cuneo fiscale, bisogna lavorare sulle pensioni e sulla tenuta dei salari. A proposito di salari, l'elaborazione di CGIL e UIL sui dati INPS 2023 in provincia di Venezia rivela che in tutte le tipologie di contratto le donne guadagnano nettamente meno degli uomini, complessivamente quasi 9.000 euro in meno l'anno, pari al 33% in meno dei colleghi. Che servono politiche diverse rivolte alle donne e politiche che determinano adeguate retribuzioni per tutti, la difesa del sistema sanitario e una riforma delle pensioni che anche qui guardi alle donne e al genere femminile che sono troppo spesso penalizzate. E parliamo di donne anche con il prossimo servizio, perché le aggressioni al personale dei trasporti sono diventate quotidiane e colpiscono proprio soprattutto le lavoratrici. Sono Veronica, lavoro nel trasporto pubblico locale come marinaia. Sono Simona, lavoro nel settore merci e logistica. Sono Eleonora, lavoro in aeroporto. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la CGIL di Venezia ha voluto dare voce alle lavoratrici dei trasporti. 6 mesi fa la FILT ha attivato un'email per segnalare aggressioni fisiche e verbali a chi presta servizio nel settore. Le denunce sono state in media più di 3 al mese e il 75% ha riguardato le lavoratrici, con una forte componente sessista e discriminatoria. Ormai è un fenomeno assolutamente diffuso che riguarda soprattutto quelle figure di lavoratrici nei trasporti che hanno a che fare con l'utenza e con il pubblico, e su questo abbiamo deciso di raccogliere un po' di testimonianze, un po' di casi e un po' di numeri. Nel trasporto aereo, ad esempio, nemmeno essere impiegate nelle sale VIP mette al riparo dal rischio di violenza verbale e talvolta fisica dei passeggeri verso lavoratrici che oramai vivono in condizioni di stress quotidiano. Gli insulti e le aggressioni che avvengono nei loro confronti sono per la maggior parte di matrice sessista e sminuiscono la loro professionalità. Le lavoratrici sono ormai assuefatte al fenomeno e quindi è molto difficile che denuncino. Tra i clienti che si lamentano, ad esempio nel settore della logistica, c'è chi usa un tono diverso a seconda del sesso dell'interlocutore. Quando si tratta di donne riguardano la sfera sessuale e riguardano la messa in discussione di professionalità e di competenza delle colleghe. In questo settore la FILT sottolinea di aver trattato anche casi di molestie sessuali nei luoghi di lavoro su lavoratrici più vulnerabili perché precarie o straniere. Una donna non può lavorare serenamente neanche in vaporetto. La giornata di ieri 2 mie colleghe a bordo di un motoscafo durante una manovra venivano avvicinate da un gruppo di ragazzi in barca che con commenti sessisti e molto pesanti le offendevano ripetutamente. Trasformare un'opera di eccellenza tecnica e ingegneristica come il Mose in una risorsa culturale e turistica è la proposta a prima firma di Enoch Soranzo presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia in Regione, così da inserire il Mose in un percorso di turismo responsabile. La proposta prevede anche l'istituzione di un tavolo tecnico permanente. Quella del merletto a Pellestrina è un'arte antica che ha fatto la storia di Pellestrina stessa. Merlettaie protagoniste di un pomeriggio tutto dedicato all'importanza della prevenzione. Quella del merletto è un'arte antica che a Pellestrina è ancora viva, segno prezioso di laboriosità, pazienza e di comunità. Ma per un pomeriggio al Ganderbergo Zona Ungaria dell'Isola di Venezia, le merlettaie sono diventate anche ambasciatrici dell'importanza della ricerca e della prevenzione, schierandosi al fianco della LILT, la Lega Italiana Lotta ai Tumori della provincia di Venezia, un apportamento fortemente voluto dal presidente della municipalità dell'Ide Pellestrina, Emilio Guberti. Con le merlettaie di Pellestrina che oggi posso dire sono ambasciatrici
di una giusta causa, di una buona causa, per sensibilizzare, per aiutare la ricerca. L'attività delle merlettaie oggi è un'attività soprattutto culturale, di formazione, più che un'attività economica, come è stata invece nella lunga storia che ha il merletto a tombola pellestrina. Io sono entrato e ho cominciato a fare un po' di scuola, ecco. E così siamo arrivati fino adesso, perché adesso siamo con le scuole medie e quelle elementari, e abbiamo ripreso. Chissà che adesso cominciano a venire anche tante giovani, perché siamo un bel gruppetto, siamo 25 persone, ecco, 25 tra donne e ragazze. Così le merlettaie dell'ACS Murazzo per un giorno hanno intessuto strade per testimoniare l'importanza della ricerca e della prevenzione, in particolare del tumore al seno, e quanto ricavato dai loro lavori a fine giornata è stato devoluto a questa finalità. La LILTU, la Lega Italiana Lotta ai Tumori, in modo che tutti possano conoscere un po' meglio e anche usarne i servizi gratuiti che noi offriamo, perché è inutile avere delle cose da proporre se poi la gente non le conosce e non le adopera. Che il merletto di Pellestrina assieme a quello di Murano, quindi il merletto, c'è questa candidatura a patrimonio dell'umanità. A Jesolo adesso per il conto alla rovescia per l'apertura del presepio di Sabbia. L'edizione 2024 ha come titolo Fratelli Tutti, perché quest'anno l'obiettivo del presepio di Sabbia di Jesolo è diffondere un messaggio di pace in un periodo funestato dalle guerre. Un percorso iniziato nel 2022, quando l'evento era stato inaugurato dal vescovo di Kiev e dedicato al dramma della guerra in Ucraina. Il messaggio è universale, perché pur essendo un evento cristiano, la Natività è aperta a tutti, è il momento in cui il divino si fa storia e afferma la dignità di ogni uomo. Non a caso Fratelli Tutti è il titolo dell'enciclica papale pubblicata il 3 ottobre 2020 e firmata da Papa Francesco sull'altare della Basilica di San Francesco d'Assisi, dedicata al dialogo interreligioso quale premessa, percorso e testimonianza per arrivare ad essere popoli che vivono da fratelli tutti. È dal 2002 che Jesolo ospita la Sand Nativity, maestosa esposizione di sculture in sabbia realizzate dai migliori artisti internazionali. 22 anni e 2 milioni di visitatori dopo, il nuovo allestimento di circa 1500 tonnellate di sabbia in un'area espositiva di 750 metri quadri è pronto ad essere inaugurato venerdì dal vescovo ausiliare e vicario generale emerito del Patriarcato di Gerusalemme, Monsignor Giacinto Bulos Marcuzzo. L'importanza della manifestazione e l'apprezzamento da parte del pubblico l'ha portata ad essere uno dei presepi più famosi in Italia e all'estero, tanto da essere stata ospitata in piazza San Pietro nel Natale del 2018 e presso il piazzale della Basilica di San Francesco in Assisi nel Natale 2023. Infine una curiosità, 180 anni e non sentirli, sono quelli della famiglia Scattolin di Rio San Martino di Scorzè, i cui cugini nei giorni scorsi si sono ritrovati per un affollato pranzo, lo vedete, per festeggiare e onorare gli anniversari della nascita, 180 anni è scomparsa, 120 anni dei bisnonni Giovanni Scattolin e Regina Pesce di Rio San Martino, località di 2000 abitanti, pensate, i cui cognomi rappresentano circa tra l'80 e il 90% dei residenti. Cugini, nipoti e pronipoti hanno ricordato i parenti del grande albero genealogico aggiornato pazientemente nel tempo lo scorso 10 novembre, domenica, anche con un'omelia in chiesa a San Martino. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio per averci seguito, tra poco l'edizione di Treviso, una buona serata a tutti, arrivederci.